Il taglio delle accise sui carburanti fino a luglio, 200 euro per pensionati e lavoratori dipendenti sotto i 35.000 euro di reddito, lo slittamento a settembre dei termini del superbonus 110%, la norma a salvacantieri, aiuti a fondo perduto alle aziende. Il nuovo decreto aiuti ed energia del governo Draghi viene accolto con favore da amministratori e categorie. Sono provvedimenti certamente importanti, non sono mai sufficienti, però credo che in questo periodo sia anche importante apprezzare gli sforzi che anche il governo sta facendo, perché è un periodo complicato per tutti. Nella sostanza, sottolinea Conte, le richieste avanzate dall'Associazione dei Comuni sono di fatto state accolte. È fondamentale stringere i denti, cercare di trovare soluzioni un po' a tutto, anche se non sufficiente, credo che sia un passo importante, dopodiché dobbiamo continuare a dialogare, a costruire soluzioni, più che a lamentarsi della scarsità delle risorse messe a disposizione, perché siamo tutti consapevoli che le risorse sono concretamente poche, ma con quelle poche si può fare qualcosa di importante e credo che questo sia l'indirizzo che il governo ha voluto dare. Appena nominato presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, il trevigiano Vendemiano Sartor sottolinea innanzitutto come già mettere in campo risorse per 14 miliardi invece dei 7 annunciati inizialmente dia peso all'azione del governo. Io mi auguro, e lo dico dal punto di vista, diciamo così, del futuro, che possa essere sufficiente, perché se è sufficiente significa che le cose si andranno a riequilibrarsi, no? Perché non possiamo andare avanti sempre nello straordinarietà. Ma se le attuali difficoltà internazionali dovessero perdurare dopo giugno, il governo dovrà prendere ulteriori provvedimenti. È chiaro che ogni intervento ha un suo costo. Ricordiamoci solo che abbiamo anche qualche debituccio da pagare, no? E auguriamoci invece che tutti, imprese e famiglie, possano vivere senza questi sussidi, perché significa che siamo tornati anche, mettiamola così, a una normalità decente.